Buongiorno. Buongiorno, si avvicini pure? Va dietro quel tavolo? In piedi e a voce alta legge la dichiarazione che è scritta su quel foglio, in cui si impegna a dire la verità, senza dirla al microfono, a voce alta è sufficiente. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi. Lei si chiama Renato Cerioli? Sì. Dove è nato e quando è nato? Nato a Milano l'8-10 del 69. Ed è residente? A Milano in Viale Cagranda 2, sempre a Milano. Prego, avvocato, parli bene al microfono, si avvicini, la sedia. Buongiorno. Lei che professione svolge? Io da 8 anni sono amministratore delegato degli istituti clinici Zucchi di Monza e dell'istituto clinico Villa Prica Como e dal 2009 sono presidente di Confindustria Monza Brianza. Lei ha rapporti di natura economica con il dottor Berlusconi? No, rapporti di natura economica no, ho avuto diversi momenti di incontro con lui anche nella vita associativa. Parlare più vicino, pardon. Per esempio è stato invitato durante un'assemblea di Confindustria e poi sono 8 anni che conosco l'onorevole Berlusconi. Lei ha rapporti invece di natura familiare con l'onorevole Ronzulli? Sì, l'onorevole Ronzulli è mia moglie e mi è capitato molte volte di accompagnarla come ospite dell'onorevole Berlusconi sia in Sardegna che mi è capitato di andare ad Antigua, mi è capitato alcune volte di essere a Palazzo Grazioli e ad Arcore. Ad Arcore anche? Sì. Questo è accaduto, che lei possa ricordare, anche nel corso del 2010? Sì. Lei ricorda di una serata, adesso io devo dire la data perché è il 22 agosto 2010, è ovvio, immagino che lei non riuscirà magari a ricordare la data esatta, ma lei ricorda nell'agosto del 2010 di essere stato ad una cena dall'onorevole Berlusconi con sua moglie? Intanto, scusi, lei ha una figlia? Sì, ho una figlia, Vittoria. Quando è nata? Che è nata il 10 agosto del 2010. Del 2010. Ecco, allora lei ricorda se in questo periodo, dopo la nascita di sua figlia, ci sono stati degli incontri in quel di Arcore? In agosto mi ricordo sicuramente una cena in occasione del trofeo Berlusconi, una partita del Milan, e dopo eravamo stati invitati a casa dell'onorevole Berlusconi. Poi mi è capitato di andare anche durante il giorno con la tata, con la bambina e con mia moglie nel parco ad Arcore. Ecco, anche scusi, fermiamoci a questa cena quando c'è stato il trofeo Berlusconi. Lei era stato allo stadio? Io ero stato allo stadio, sì. E dopo lo stadio siete andati a casa a cena? Sì. Siete andati a cena. Sì. E durante questa cena c'eravate solo voi o c'erano anche altre persone? No, come sono stato diverse cene a casa dell'onorevole Berlusconi e tranne qualche volta che magari eravamo stati in pochi, ma normalmente sono cene con 15-20 persone, quindi sono sempre cene con diverse persone, ecco, quindi c'erano altre persone. Lei ricorda se ci fossero anche giovani ragazze quella sera? Sì, c'erano giovani ragazzi, molto spesso ci sono dei politici o imprenditori o professionisti e quasi sempre ho visto che c'erano anche delle ragazze. Lei conosceva qualcuna di quelle ragazze? C'era qualcuna che lei ricordi? No, in realtà mi è capitato di vedere persone, magari più serate, per cui posso ricordarmi qualche nome, ma non è che riuscire ad associarle poi al viso. Se vedo le fotografie sicuramente le riconosco. Però lei ricorda se allo stadio con voi c'era qualche altro parlamentare che poi eventualmente poi se c'è stato anche alla cena? Allora, mi sembra che ci fosse l'onorevole Rossi.
Lei ricorda che se ci fosse qualche consigliere regionale alla partita e poi alla cena? Sì, sicuramente c'era Giorgio Puricelli, anche perché il signor Puricelli praticamente l'ho visto molto spesso quando ero ospite. E la Nicole Minetti, lei ricorda? Sì, credo che ci fosse anche la Nicole Minetti. Credo ci fosse anche la Nicole Minetti. Senta, e durante la cena lei ricorda se è accaduto qualcosa di particolare che possa avere una qualche connotazione di tipo sessuale? No, io ho partecipato a tante cene e tutte le cene più o meno avvengono nello stesso modo, cioè sono cene in cui c'è aperitivo, poi si mangia durante la cena, poi ci sono momenti in cui c'è musica, magari alle volte ci può essere un ballo, c'è raccontare una barzelletta piuttosto che un aneddoto, un'esperienza che poi l'onorevole Berlusconi, oppure c'era anche un confronto su alcuni temi di natura politica. Sì, ma in quella particolare cena, proprio durante la cena, sì, lei ricorda di aver visto alcune di queste giovani ragazze avvicinarsi all'onorevole Berlusconi e ad altri ospiti eventualmente maschili? Intanto c'era Emilio Fede, che lei ricorda? Sì, quella sera c'era. Sì. Ecco, all'onorevole Berlusconi o Emilio Fede, e a toccarli nelle parti intime? No, io ricordo che erano dei gesti che capitano di affetto, che può essere un bacio sulla guancia, ma non ricordo nulla assolutamente di questo tipo. Lei ricorda se quella serata è stata fatta vedere una statuetta lignea particolare? Allora, mi ricordo una sera, adesso non mi ricordo se era proprio quella, però una sera in cui era stata fatta vedere questa statuetta che non so che origine avesse, forse era un regalo, credo sintomo della fertilità, che era abbastanza sicuramente così un po' particolare, ed era stata fatta vedere, sì. Ecco, lei ricorda se su quella statuetta alcune ragazze abbiano mimato degli atti sessuali? No, questo non ricordo nulla di tutto ciò. Ricordo magari che era una statuetta che faceva anche sorridere, proprio perché sintomo della virilità e della fertilità, allora aveva questo organo che si vedeva, che era possibile vederlo, e suscitava una risata, ma nulla di tutto. Senta, nel dopocena lei si ricorda se vi siete recati nella sala sottostante dove c'era musica? No, io finita la cena sono sempre stato, non mi è mai capitato di andare in quella che poi ho visto, forse la taverna, forse una delle prime volte che ho conosciuto l'onorevole Berlusconi, perché mi aveva fatto vedere la casa, ma non mi è mai capitato lei l'ha vista perché le ha fatto vedere la casa, ma non ha mai partecipato di dopocena? No, non sono mai stato di dopocena. Senta, e durante invece sempre questa cena, lei ricorda se alcune delle partecipanti abbiano avuto dei problemi, si siano sentite poco bene, siano state necessità di qualche cosa di particolare? In realtà non lo ricordo, almeno non mi risulta, almeno non ho visto nessuno star male. Senta, lei poi ricorda altre serate in particolare trascorse lì ad Arcore? Altre cene? Sì, mi è capitato anche altre cene, ma erano più o meno tutte nello stesso modo, magari con persone diverse che partecipavano. Ripeto, ho sempre visto delle ragazze all'interno delle serate, anche perché rendevano con lo spirito di rendere allegra, ma poi c'erano anche evidentemente dei rapporti di amicizia, anche perché l'onorevole Berlusconi veramente si è sempre un po' fatto carico di queste persone, a cui faceva raccontare un po' la loro vita, cercava di dare dei consigli. E poi ho visto persone dello spettacolo, ripeto, come dicevo prima, mi è capitato di vedere imprenditori, mi è capitato di vedere anche politici, ma le serate erano più o meno tutte dello stesso modo, si svolgevano così. Lei ricorda se successivamente a questa serata ve ne sono state delle altre immediatamente dopo, e se vi siete recati in quel di Arcore anche con la vostra piccolina? No, mi ricordo una sera che ci eravamo con la tata e la bambina, che eravamo andati lì durante il giorno, però la data non me la ricordo. Mi ricordo un giorno che siamo stati lì nel pomeriggio e poi siamo stati invitati a rimanere, tant'è che c'era qualche problema perché non avevamo per fare i cambi della bambina, ma poi siamo rimasti lì a cena verso le 11:30, credo, siamo andati poi a casa.
Durante questa cena ulteriore lei ricorda che siano successi fatti sempre durante la cena che possono avere attinenza con comportamenti di natura sessuale? No, ma io assolutamente non ricordo nulla che avesse una connotazione di tal genere. Durante queste cene le ragazze che vi partecipavano erano vestite in maniera particolare? Beh, erano vestite sicuramente bene, poi sono quasi sempre belle ragazze con un abbigliamento che metteva in evidenza, voglio dire, loro fisico sicuramente, però erano abbigliamenti normali, Va bene, io per ora similari a quelli che si vedono delle persone un po' da televisione, credo, sicuramente curate, molto curate. ero stato non ho altre domande, grazie Presidente. Prego, Avvocato Longo. Nessuna domanda, Presidente. Grazie, abbiamo terminato, può andare.